Ma voi vi ricordate del tridente Zola, Esposito, Langella che distruggeva metà delle difese di Serie A? Se restate qua vi racconto quella magica stagione del Cagliari. Bentornati in questo episodio, finalmente quanto lo stavo aspettando questo episodio, il Cagliari del tridente delle meraviglie 2004-2005. Un Cagliari che è appena risalito dalla Serie B alla Serie A con ovviamente il grandissimo contributo di Gianfranco Zola, che l'anno precedente è tornato a Cagliari dopo aver passato 7 stagioni al Chelsea e ha praticamente trascinato la squadra alla Serie A, grazie anche comunque all'intervento di Eddie Reia, che per questa stagione però non viene confermato perché il presidente Cellino ha tutt'altri programmi come al solito. Infatti partiamo intanto dal calciomercato del Cagliari di quella stagione, perché intanto partono, le partenze saranno non di grande impatto, perché partiranno forse la partenza più importante sarà quella di François Modestot, che lascerà Cagliari per trasferirsi al Monaco e quindi tornare in Francia. Partirà anche Gianluca Festa, che ormai sulla via del ritiro si trasferirà all'Annuorese. Saluterà anche Sebastiano Pinna, che dopo aver trovato comunque un po' di spazio nelle ultime 2-3 stagioni a Cagliari andrà in eccellenza come Festa all'Annuorese. Pinna andrà al Tempio, mentre partirà anche Pantanelli, il portiere, Armando Pantanelli, che rinvierà di un anno il suo approdo in Serie A trasferendosi al Catania, che poi verrà promosso in quella stagione. Per sopperire a queste mancanze e comunque rimpolpare un po' la rosa in vista della Serie A, arrivano il difensore centrale Francesco Bega dalla Triestina, il centrocampista Massimo Gobbi dal Treviso, arriva anche lo sconosciuto Orazio Peralta, che è sconosciuto rimarrà, che sarà uno dei più grandi bidoni della storia del Cagliari assolutamente, che arriva dal Peñarol, lui uruguaiano ovviamente, arriva dal Peñarol, però il cartellino è di proprietà dell'Inter, quindi arriva in prestito dall'Inter dopo essere stato acquistato dal Peñarol. Inoltre arriva anche il portiere che sarà uno di quelle giramenti di testa di Massimo Cellino, perché è il secondo portiere della Grecia, che ha appena vinto il campionato europeo, ed è Katergiannakis, un altro che verrà ricordato come uno di quei colpi di Cellino magici, perché Cellino ci ha deliziato con dei colpi di mercato negli anni e li vedremo più avanti, con dei colpi di mercato sensazionali, in modo ironico ovviamente, ironicamente sensazionali. Quindi stavamo dicendo, l'allenatore non viene confermato Eddie Reia, quindi al suo posto si pensa che arriverà un allenatore comunque che conosce la Serie A, che sia in grado di cavarsela in Serie A. Certo, arriva Daniele Arrigoni. Chi è Daniele Arrigoni? Daniele Arrigoni, prima di arrivare a Cagliari, allenava in Serie C2 al Frosinone, che non ha neanche ottenuto chissà quali risultati, perché il Frosinone nella stagione precedente, con Daniele Arrigoni alla guida, aveva ottenuto un 6º posto. Che cosa c'è dietro la scelta di Arrigoni per la panchina del Cagliari di quell'anno? Lo scopriremo più o meno a metà stagione. Comunque, dopo le vicende comunque degli anni 90, Cellino ha abbandonato l'ambizione di arrivare in Europa a tutti i costi, ha preso la A di Serie A, l'ha indicata al suo staff e ha detto: guardate, la nostra massima ambizione sarà rimanere in Serie A. Quindi la stagione parte con questi presupposti, e cioè di mantenere la categoria a tutti i costi, ma niente di più. Il massimo obiettivo sarà la salvezza, e quindi il campionato inizia subito alla grande, perché il Cagliari vince 1-0 contro il Bologna con gol di Esposito su un passaggio filtrante di Zola bellissimo, che continua a illuminare il gioco del Cagliari anche in Serie A. 3 vittorie in casa e 2 sconfitte in trasferta, quindi l'andazzo del Cagliari, che ha il mal di trasferta, non cambia con nessun allenatore, è proprio una mancanza della squadra, non si sa, è una maledizione, chi lo sa, non si capisce, ed è una cosa che comunque si protrarrà nel tempo senza mai lasciare
il Cagliari, perché vincere in trasferta per il Cagliari sarà sempre complicato. Si vince comunque le 3 vittorie in casa, si vince contro il Bologna per 1-0 con gol di Esposito, si vince anche in casa sempre contro il Siena, si vince anche col Brescia per 2-1. Le 2 sconfitte saranno in trasferta ovviamente contro la Fiorentina per 2-1 e contro il Lecce per 3-1. I dati di queste prime giornate, che lasciano un po' capire come gioca il Cagliari, parlano di 6 gol subiti e 7 gol realizzati, di cui 3 sono di Mauro Esposito, che ha un impatto devastante sulla Serie A, andando in gol sia alla prima col Bologna, gol partita, andrà in gol insieme a David Suazo nel 2-0 contro il Siena, e sarà suo anche l'unico gol del Cagliari nella sconfitta di Lecce per 3-1. Nella vittoria per 2-1 contro il Brescia, invece, in casa sempre ovviamente, arriva il primo gol in Serie A di Antonio Langella, che sarà importante in questa stagione e lo vedremo tra poco, e torna a segnare dopo 8 stagioni in Serie A anche Gianfranco Zola. Le prestazioni in queste prime giornate di Mauro Esposito porteranno il CT della nazionale Marcello Lippi a convocarlo in nazionale per la partita di qualificazione ai mondiali del 2006 contro l'Islanda, in cui partirà titolare, ma l'Italia perderà per 1-0. Alla 6ª giornata arriva l'unica sconfitta del Cagliari in casa per quella stagione, arriva contro un Milan ovviamente, come in quegli anni il Milan era uno squadrone, arriva con una magia di Pirlo che tira da casa sua, un sinistro bellissimo che si insacca alle spalle di Katergiannakis, la partita finirà per 1-0 per il Milan. Per festeggiare il primo punto del Cagliari lontano da casa bisognerà aspettare la 7ª giornata. Il Cagliari andrà a giocare a Bergamo contro l'Atalanta. La partita finirà per 2-2. L'Atalanta comunque allenata da Mandorlini con giocatori come Pazzini, Montolivo, cioè era una bella squadra, nonostante lotterà per la salvezza per tutto il campionato. In quella partita succede tutto praticamente nel primo tempo, perché la apre Pazzini al secondo minuto, poi dopo 10 minuti pareggia Esposito, Loria firma il sorpasso, quindi 2-1 momentaneo di Loria, per poi essere raggiunti al 40° da un gol di Riccardo Montolivo. Poi il secondo tempo non succede praticamente niente, la partita finirà sul 2-2. All'8ª giornata, di nuovo in casa, arriva però stavolta il Parma, e il Parma è una squadra di tutto rispetto in quel campionato, perché può vantare giocatori del calibro di Domenico Morfeo, Alberto Gilardino, e anche Marchionni, che sta esplodendo come giocatore. Ma il Cagliari è un avversario molto ostico in casa, e lo vedremo anche nelle giornate successive, e infatti il Cagliari vince per 2-1, gol di Abegone ancora Mauro Esposito, che riescono a portare a casa l'intera posta dopo il pareggio firmato proprio da Marchioni. Dopo 8 giornate quindi il Cagliari sorprendentemente è al 4º posto a pari punti con il Chievo Verona, allenato da Beret. A far emergere le lacune della squadra e le prime avvisaglie che ci sia qualcosa che non va bene nella difesa del Cagliari, c'è la 9ª giornata, c'è la Roma, perché andiamo a giocare all'Olimpico. La Roma si impone con un sonoro 5-1. Il Cagliari non entra praticamente mai in partita, la difesa balla tantissimo, riesce a tenere il punteggio sul 3-1 di svantaggio sino al circa 60°, ma poi il Roma dilaga nell'ultima mezz'ora. La Roma dilaga e ne fa altri 2. La sconfitta dell'Olimpico ridimensiona un po' le certezze della squadra, infatti nelle successive 2 partite si va incontro a 2 pareggi consecutivi per 0-0 tra l'altro, quindi anche l'attacco si inceppa momentaneamente contro Sampdoria e Livorno. Nella partita di Marassi contro la Sampdoria, Suazo accusa uno stiramento, si può dire, comunque un problema muscolare che lo terrà fuori per diverse settimane. In quel periodo David Suazo è il titolare, l'attaccante titolare insieme ad Esposito e a Gianfranco Zola, ma la sua assenza non si sentirà più di tanto, specialmente non si sentirà tantissimo da subito, perché a seguito proprio di questi 2 pareggi per 0-0 con Sampdoria e con il Livorno, il Cagliari passa il mese e mezzo circa migliori di tutta la stagione, perché si parte dalla partita con l'Inter al Sant'Elia. Chiunque
è tifoso del Cagliari e ha ricordi di quel periodo, sono sicuro che si ricorda quella partita, perché Cagliari-Inter 3-3 è la partita in cui nasce di fatto a Rohudottu. Perché allora intanto il Cagliari si schiera con questa formazione: Katergianakis, a destra Lopez, i centrali saranno Bega e Maltagliati, a sinistra Alessandro Agostini. Il centrocampo sarà composto da Massimo Gobbi, Nelson Abegon e Loris Del Nevo, davanti Esposito, Zola e Langella. Proprio quest'ultimo, come abbiamo detto, Langella nasce a Rohudottu in questa partita ed è incontenibile, perché subito al quinto minuto, lancio bellissimo di Gianfranco Zola, Langella scappa sulla destra, riesce ad anticipare col piedone Marco Materazzi, che colpisce Antonio Langella, che va a terra, ed è quindi calcio di rigore. Ovviamente sul dischetto si presenta Gianfranco Zola, che non ha nessun tipo di problema a realizzare il gol. Nei minuti seguenti c'è una timida reazione da parte dell'Inter, che si spinge in avanti ma colpisce ancora il Cagliari, stavolta in contropiede, perché sulla sinistra a lanciare Antonio Langella stavolta ci pensa Alessandro Agostini. Lancio lungo la fascia per Langella, che scappa, brucia sulla corsa Burdisso, arriva davanti a Toldo, Langella tira e Toldo tocca, ma gli si piegano le mani, palesemente gli si piegano le mani, il tiro di Langella è irresistibile. Un minuto dopo però l'Inter reagisce, perché su una discesa, bellissima discesa di Javier Zanetti sulla destra, scarica all'indirizzo di Stankovic, che è posizionato circa sul dischetto del rigore, e palla sotto la traversa, e quindi 2-1 momentaneo. Si chiude così il primo tempo, una partita apertissima, e come inizia la ripresa l'Inter riparte alla grande. Infatti Emre tira dalla lunga distanza e Katergianakis riesce a allungare sopra la traversa. Però nonostante questo all'ora di gioco è ancora il Cagliari ad andare in gol, perché su una discesa di Langella sulla fascia destra riesce a bruciare Materazzi, mettere la palla dentro con Esposito sul secondo palo tutto solo, che di testa insacca il 3-1. Mi piacerebbe fermarmi qua nel raccontare la partita dell'Inter con l'Inter, però purtroppo devo portarla alla fine, perché negli ultimi 20 minuti l'Inter sfodera l'asso nella manica sostanzialmente, che sarà la bestia nera del Cagliari in quella stagione tra l'altro, e cioè Oba Martins, perché Martins al 75esimo e all'88esimo firmerà una doppietta che porterà il risultato finale sul 3-3. Sarà comunque una prestazione che darà di nuovo fiducia al Cagliari, che dopo la sosta nazionali, con Esposito che verrà nuovamente convocato, avrà la doppia sfida con la Lazio. Perché doppia sfida? Perché intanto il Cagliari ha superato il turno di qualificazione contro la Triestina in Coppa Italia, vincendo 3-1 a Cagliari e 3-1 a Trieste. Quindi arriva agli ottavi di finale con il doppio confronto con la Lazio. Doppio confronto che però in questa situazione sarà prima in Coppa Italia e subito una settimana dopo sarà in campionato. La partita di andata degli ottavi di finale con la Lazio in Coppa Italia finirà per 2-1 e l'Angella riproporrà la stessa prestazione praticamente che ha mostrato contro l'Inter, perché alla mezz'ora del primo tempo subito l'Angella decide di fare quello che vuole, perché prende palla a centrocampo, brucia 2 giocatori della Lazio, lascia sul posto Talamonti, arriva tu per tu con Peruzzi, scarica il sinistro e la palla finisce in rete. 1-0 per il Cagliari. Se l'attacco del Cagliari è uno dei più temuti del campionato, non si può dire la stessa cosa per la difesa, perché al quarto d'ora della ripresa un cross di Paolo Di Canio spiove in mezzo all'area, Agostini e Maltagliati si perdono l'uno negli occhi dell'altro, la palla arriva a Filippini, che di testa supera Gennaro Iezzo. Alla mezz'ora però è entrato in campo Gianfranco Zola e quindi la situazione cambia. Zola, che tra l'altro ha rilevato un impalpabile Orazio Peralta. Il Cagliari trova ovviamente nuova linfa con l'inserimento di Gianfranco Zola, e sul lancio profondo proprio di Zola Bianchi viene atterrato al limite dell'area da un Talamonti che è in ritardo, molto in difficoltà in quella partita Talamonti, sia con l'Angella poi successivamente con Bianchi, ed è fallo da ultimo uomo, e quindi il regolamento prevede l'espulsione diretta, e così sarà. Quindi rosso diretto, Lazio in 10 uomini, e 2 minuti dopo c'è spazio anche per il neo acquisto appena arrivato Edgar Alvarez, pescato nuovo anche lui dal Peñarol, stessa squadra da cui arriva Orazio Peralta, da cui arriveranno tanti giocatori del Cagliari, il Peñarol. Comunque Edgar Alvarez, con nazionale di David Suazo, entra in area, riesce a saltare in velocità il difensore della Lazio Lecchi, che lo atterra, ed ovviamente calcio di rigore. Sul dischetto si presenta
il solito Gianfranco Zola, che è una sentenza e riesce a siglare il 2-1 che permette al Cagliari di presentarsi poi nella gara di ritorno all'Olimpico con il favore del risultato della partita d'andata. Una settimana dopo è il Cagliari a volare a Roma, allo Stadio Olimpico, per la partita con la Lazio di campionato. E la musica però non cambia, vantaggio di Pandev al 7° minuto, poi alla mezz'ora circa, al 34esimo, Daniele Conti, che sta iniziando a prendere confidenza con la posizione, l'intuizione di Arrigoni, che decide di schierarlo come regista basso, fa un lancio che taglia il campo in obliquo dalla destra verso la sinistra. Couto liscia il pallone, la palla arriva a Antonio Langella, che è al posto giusto al momento giusto, a tu per tu con Peruzzi, palla sotto le gambe e quindi pareggio del Cagliari. Ne viene fuori una partita apertissima, con occasioni da una parte e dall'altra. Nei primi minuti della ripresa, prima Pandev poi Langella hanno due ottime occasioni. E al 12° minuto lancio per Esposito, che anticipa Peruzzi in uscita poco fuori dall'area di rigore. Esposito riesce a saltare Peruzzi, che lo atterra, e ovviamente sempre fallo da ultimo uomo ed espulsione per il portiere della Lazio. Con la Lazio in 10 uomini il Cagliari ovviamente non si fa pregare per sfruttare gli spazi. Infatti al 20° minuto del secondo tempo Zola fa correre Langella sulla sinistra. Come ormai noto, Langella in questo periodo è inarrestabile, arriva sul fondo, scarica su Esposito, che di esterno riesce a insaccare il gol del vantaggio. Passano 5 minuti e su azione fotocopia, con stavolta l'interprete che sgaloppa sulla sinistra, Massimo Gobbi, che arriva sul fondo, scarica sul dischetto del rigore dove è presente Gianfranco Zola, che di sinistro mette la palla sotto la traversa. Una Lazio ormai stanca di rincorrere per i ritmi alti del Cagliari, in quel periodo soprattutto, riuscirà a segnare il 3-2 con Oddo su calcio di rigore, dopo che Maltagliati ha atterrato Simone Inzaghi in area di rigore, ma non c'è più tempo e quindi la partita finisce con il 3-2, unica vittoria in trasferta per quella stagione del Cagliari. Quindi praticamente il Cagliari si consolida al 4° posto, incredibilmente. E il Cagliari non si ferma, perché alla giornata successiva c'è il Chievo Verona ospite al Sant'Elia e il Cagliari lo travolge per 4-2. Masterclass di Gianfranco Zola, che segna prima, pennella una punizione magistrale alla mezz'ora che si insacca nel 7. 5 minuti dopo Esposito, palla per Langella che entra in area, viene atterrato sul dischetto, va Zola e segna il 2-0. Passano altri 10 minuti e stavolta Zola mette l'angolo tagliato, respinge Marcon che prende il posto di Marchegiani, che è praticamente in conflitto con Beretta. Ci sono problemi, direi bei grossi problemi all'interno dello spogliatoio per Beretta. Comunque Marcon respinge e dal limite dell'area Langella scocca un destro di controbalzo che si insacca al 7, un gol bellissimo. Quindi primo tempo 3-0, partita praticamente in ghiaccio. Il secondo tempo si riapre con Pellissier che accorcia le distanze, un gol in cui Katergiannakis ha decisamente delle responsabilità importanti che gli costeranno caro poi nel proseguo della stagione, e poi lo vedremo. Bastano 2 minuti però al Cagliari per ristabilire le distanze, perché Gobbi si trova al centro dell'area, si gira perché è chiuso dal portiere Marcon, scarica su Abeycon che si trova al limite dell'area, che con un pallonetto che bacia il palo firma il 4-1. Poi allo scadere arriverà anche il secondo gol del Chievo Verona, con Amauri che riuscirà a svettare sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con un'esultanza direi anche abbastanza polemica nei confronti dell'allenatore, a ribadire il fatto che c'è qualche problema all'interno dello spogliatoio del Chievo. Con questa vittoria il Cagliari è quarto da solo alla 14ª giornata. Alla 15ª e alla 16ª però il Cagliari perde terreno. Nonostante il rientro di Suazo dopo l'infortunio avvenuto nella partita contro la Sampdoria al Marassi, arrivano 2 sconfitte consecutive nelle 2 trasferte consecutive che sono previste per il Cagliari in quelle giornate di campionato. Si perde per 3-2 a Reggio Calabria contro la Reggina, con Katergiannakis che perderà in quella partita il posto da titolare perché ha decisamente delle responsabilità nei gol subiti, e con il 3-0 subito a Palermo contro il Palermo. Al ritorno a Sant'Elia però il Cagliari si conferma essere un avversario ostico da affrontare tra le mura amiche, perché si vince per 2-1 contro il Messina con i gol di Gobbi e di Esposito che ribaltano il gol di Zampagna. Puntuale
sconfitta in trasferta ovviamente con l'Udinese, che ha un altro, tra l'altro, micidiale tridente offensivo che fa paura a tutto il campionato. Stiamo parlando del tridente di Michele, Di Natale, Iaquinta, insomma. E così arriviamo all'ultima giornata del girone d'andata, ed è una partita che ricordano, penso, non solo i tifosi del Cagliari, ma penso che chiunque sia appassionato di calcio italiano e di Serie A si ricorderà questa partita. Prima di arrivare all'ultima giornata d'andata c'è la Coppa Italia, il ritorno in Coppa Italia contro la Lazio, però stavolta all'Olimpico. La partita si chiude al 90° sul 2-1 per la Lazio, quindi lo stesso risultato della partita d'andata. Questo vuol dire che si andrà ai tempi supplementari. Sarà ovviamente Gianfranco Zola, entrato all'80° a firmare il 2-2 con un bellissimo gol, stop di petto e destro sotto la traversa ai tempi supplementari. Varrà la qualificazione questo gol, nonostante il 3-2 siglato da Rocchi sul finale del secondo tempo supplementare, perché il Cagliari avrà il favore dei gol in trasferta. E questa prestazione di Gianfranco Zola sarà il preludio alla bellissima prestazione che metterà in campo 3 giorni dopo. Infatti al Sant'Elia arriva per l'ultima giornata del girone d'andata della stagione 2004-2005 la Juventus che poi vincerà il campionato e poi gli verrà revocato, e lo vedremo nella prossima stagione, in una partita che poi sarà storica, perché primo tempo bloccato, innanzitutto primo tempo completamente bloccato, poche occasioni di rilevo da una parte e dall'altra. Poi nella ripresa la Juventus riesce a sbloccarla, passa in vantaggio con un gol di Emerson su cross di Nedved, azione però viziata da un sospetto fuorigioco di David Trezeguet che decisamente influisce sull'azione, però il Cagliari non si arrende. Vengono fatti 2 cambi, dentro Langella e Conti per l'ammonito a Beigon e per David Suazo, con le azioni migliori che passano ovviamente dai piedi di Magic Box di Gianfranco Zola, che fa un partitone, come questo disimpegno in uscita fermato da Blasi con un fallo, e poi questa incursione in area di rigore fermata ancora da Blasi in calcio d'angolo. Gradualmente il Cagliari riesce a crescere, infatti arrivano 2 occasioni belle nitide sui piedi di Antonio Langella, che però davanti si trova il miglior portiere del mondo. Purtroppo è così, Gianluigi Buffon è il miglior portiere, uno dei migliori portieri della storia del calcio. Dicevamo, Langella arriva prima recuperando un pallone sulla tre quarti, arrivando sino al limite dell'area, scoccando il sinistro con Buffon che respinge. Poi su un lancio di Gobbi si trova tu per tu con Buffon, scarica una cannonata che però si infrange sul ginocchio del portiere bianconero. Quando la partita sembra però volgere al termine con l'inevitabile vittoria degli juventini, Conti, Brambilla e Langella accerchiano Appia all'89° minuto, riescono a recuperare il pallone, Brambilla se la sposta leggermente, lascia partire un cross e arriva Zola che sovrasta 2 giocatori come Zebinà e Thuram, che sono entrambi circa 1,90 m, Zola fa quasi neanche 1,70 m. Li sovrasta e con un colpo di testa spedisce la palla alle spalle di Buffon dopo aver colpito il palo, e quindi questo siglerà l'1-1 finale di quella partita. La clip del gol di Gianfranco Zola, montata con la radiocronaca di Bruno Corda, che tuttora mi fa venire i brividi quando la sento, diventerà virale su tutti i telefoni dei tifosi del Cagliari, perché intanto ricordiamoci, siamo nel periodo in cui iniziano ad arrivare i telefoni con gli schermi digitali, con i lettori video eccetera, quindi tramite passaggi Bluetooth di questi file MP4 diventerà virale questa clip del gol di Gianfranco Zola montata con la radiocronaca di Bruno Corda. Farà storia anche quello "state zitti juventini" pronunciato dal radiocronista Radiolina, che riferito a tutti gli juventini sardi presenti allo stadio, che rimasero ammutoliti. Per rubare un pallone Esposito, e poi lo ruba molto bene il Cagliari. Attenzione, un intervento di Zola, avanza il Cagliari, tutti in attacco, traversone, Zola di testa,
Cagliari, e avevamo visto questo finale straordinario del Cagliari, il pubblico per metà gioisce, per metà ammutolito. State zitti juventini, grandissima gol di Gianfranco Zola, 1,60 m d'altezza contro 1,88 m di Thuram, un gol stratosferico del Cagliari. Amici sportivi di Radio Rina, incredibile gol del Cagliari, incredibile pareggio. Si chiude così il girone d'andata e quindi è tempo di parlare di mercato di riparazione. Mercato di riparazione che vedrà pochi movimenti da parte del Cagliari. Infatti saranno già i saluti le Meteore, Peralta e Katergianakis, che verranno sostituiti dagli arrivi di Alessandro Budel dal Parma, centrocampista mancino, Brunner dalla Salernitana, che occuperà il posto di secondo portiere alle spalle di Iezzo, e il difensore Vignati dalla Pistoiese. Da quanto racconta poi Vittorio Sanna, pare che in questa fase di stagione venga commissionata da Rigoni, da parte del presidente Cellino, il compito di portare Gianfranco Zola al ritiro o comunque a lasciare il Cagliari a fine stagione. Ci sono diverse versioni, potrebbe essere che Cellino si volesse liberare dall'ingaggio pesante o il contratto pesante di Gianfranco Zola, anche se dubito, ma soprattutto, cosa un po' più probabile, della figura importante di Gianfranco Zola all'interno dello spogliatoio o comunque all'interno del mondo Cagliari, cosa che aveva già fatto, tra l'altro non sarebbe la prima volta, perché l'aveva già fatto con Gianfranco Matteoli poco meno di 10 anni prima. E l'assist perfetto per l'allenatore del Cagliari, Daniele Arrigoni, arriva alla prima giornata di ritorno. Il Cagliari va a giocare a Bologna. Al 40esimo Zola accusa un problema muscolare, quindi Zola viene sostituito e verrà sostituito sempre più spesso e sempre prima. In questo caso verrà sostituito da David Suazo, però verrà sostituito più spesso da Rolando Bianchi, e su questa questione tra poco ne riparleremo, della staffetta Bianchi-Zola. Ne riparleremo. Nel frattempo il Cagliari ovviamente perde per 1-0 a Bologna e poi va a giocarsi i quarti di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Partita d'andata 2-0, Bianchi e Suazo archiviano la pratica in 25 minuti. In campionato le cose non cambieranno più di tanto, perché si faranno sempre punti in casa, ma si faranno massimo un punticino quando si gioca in trasferta. Tanti gol, con il 2-2 di Siena per esempio, il 3-3 di Bergamo e il 3-3 di Livorno. Per non tirare troppo per le lunghe il video, mi limito a raccontarvi qualche altra partita del Cagliari, la Coppa Italia e un altro episodio. Quindi andiamo in ordine. 9 febbraio 2005. Siamo allo stadio Sant'Elia, c'è l'amichevole dell'Italia contro la Russia, amichevole internazionale, e in occasione di quella partita, che tra l'altro vede convocati in nazionale sia Mauro Esposito sia Antonio Langella, che viene premiato per le prestazioni in campionato e in Coppa Italia che stanno trascinando il Cagliari alle zone tranquille della classifica, si può dire, perché come sappiamo ovviamente le ambizioni europee di Cellino sono nel cassetto ormai. Entrambi entreranno nel secondo tempo, ma l'avvenimento principale di quella giornata e di quella amichevole sarà quello che succede prima della partita, perché in campo ci sono 10-11 giocatori, ex giocatori, a cui verrà consegnata una maglia. Questi 10-11 giocatori sono il Cagliari, che ha vinto lo scudetto nel 1970. La maglia numero 11 verrà consegnata a Gigi Riva da Rocco Sabato, che è l'ultimo giocatore che ha indossato la numero 11 del Cagliari, e rimarrà l'ultimo perché la maglia numero 11 in quell'occasione verrà ritirata. E sarà anche una delle pochissime occasioni in cui si vedrà Riva in lacrime, perché la personalità della persona la conosciamo, è una persona che sempre la conoscevamo, è sempre stata molto chiusa, molto riservata, e vedere Gigi Riva con le lacrime agli occhi è sicuramente una cosa rarissima. Quindi andiamo avanti, 27esima giornata di campionato. Ecco, questa è una di quelle partite che ti lasciano la rabbia dentro. Più che la rabbia, l'amarezza, perché è una di quelle partite che perdi per un episodio che è proprio l'Eurogol della stagione. Che cosa è successo in quella partita? Allora, intanto il Cagliari va subito in vantaggio su un lancio di Zola per un autorete di Bonera col pallone che gli sbatte sulla testa e finisce in rete. Nei 15 minuti successivi però il Parma di gran carriera la ribalta con i gol di prima Girardino e poi di Bovo.
La partita comunque continua a scorrere con azioni da una parte e dall'altra, poi il Parma rimane in 10, perché al 66esimo viene espulso il portiere Sebastian Frey. Viene espulso perché fa un'uscita sulle gambe praticamente di Suazo, e quindi, essendo fallo da ultimo uomo e anche fuori dall'area tra l'altro, viene espulso Frey, rosso diretto. Suazo non è partito tra i titolari, Suazo è subentrato, ed è entrato, non solo è subentrato in campo, ma è entrato anche in polemica con l'allenatore Arrigoni, che lo sta lasciando fuori troppo spesso. E Suazo non è uno di quelli che sbraita, non è mai stata una persona, almeno da quello che abbiamo visto, non è mai stata una persona né maleducata né arrogante, per niente, assolutamente. E vedere Suazo un po' così arrabbiato, palesemente, visibilmente arrabbiato, fa un po' capire che tipo di persona possa essere Daniele Arrigoni. Ma poi ci saranno altre occasioni per giudicare i comportamenti di Arrigoni e lo vedremo. Comunque, con il Parma in 10, Suazo all'88esimo riesce anche a segnare il gol del pareggio per 2-2, quindi quasi allo scadere, con un'esultanza tra l'altro abbastanza polemica proprio nei confronti di Arrigoni. Però quando proprio la partita sembra finita, al 92esimo minuto, quando mancano 5 secondi al fischio finale, Simplicio arriva sulla tre quarti, tira fuori dal cilindro questa conclusione spettacolare che finisce nel 7 del palo lontano e firma il 3-2 per il Parma. Ed è una di quelle partite che ti rimangono qui, perché ha trovato proprio il gol della domenica. Ricordo ancora le imprecazioni di mio padre in quella giornata, che se lo riprovava 100 volte non gli riusciva un gol del genere. E quindi fortunatamente nella giornata successiva viene un po' ammortizzata questa beffa, perché il Cagliari ospita la Roma e si impone con uno spettacolare 3-0 in una Roma decisamente in difficoltà già da inizio stagione, affidata a Gigi Del Neri, che in quell'occasione verrà anche esonerato. E non sarà l'ultimo allenatore che verrà esonerato in occasione di una partita col Cagliari, di una sconfitta col Cagliari. Comunque, bellissimo gol di Zola al volo che beffa Zotti decisamente fuori posizione, poi gol di Esposito e di David Suazo, e sarà anche l'ultima vittoria in campionato della stagione, perché da lì in poi arriveranno solo pareggi e 2 sconfitte, anche 3 sconfitte. Dopo questa iniezione di fiducia, il Cagliari si presenta al Marassi con decisamente consapevolezza dei propri mezzi per la gara di ritorno contro la Sampdoria di Coppa Italia. Non basta la doppietta di Cristiano Doni e il gol di Kutuzov, mamma mia, sentite che nomi Amarcord, ai blucerchiati per ribaltare la sconfitta dell'andata, anche perché Esposito ne fa altri 2 e quindi all'81esimo Esposito segna il 3-2 che vale la promozione, che vale l'accesso alla semifinale per il Cagliari, in virtù sempre dei gol segnati in trasferta. Zola in occasione della partita di campionato contro la Roma verrà sostituito alla fine del primo tempo, presumo per un problema muscolare, visto che non giocherà poi sino alla 34esima giornata. Piccola parentesi, per chi ha visto l'episodio precedente, io tra la 28esima e la 34esima giornata, alla 30esima giornata sono andato a vedere Cagliari-Sampdoria, di nuovo in curva sud, e finirà che non vedrò né giocare Zola e la partita finirà di nuovo per 0-0, quindi non nessuna gioia fino al 2008, ma poi ne varrà la pena e vedremo perché. Quindi stavamo dicendo 34esima giornata, Zola è in campo in occasione di Cagliari-Regina, e regala spettacolo come al solito. Basta vedere questo aggancio in palleggio spettacolare, che è classe pura. I Granata però vanno in vantaggio al 36esimo con un gol di Colucci, con un Cagliari che però è nervoso, anche perché Farina, l'arbitro Farina, mette subito in chiaro le cose. Infatti dopo pochi minuti, 3-4 minuti, ammonisce subito Conti per un intervento, un fallo tattico si può dire, ma diciamo che ci può stare, ma un po' forzato. Quindi un Cagliari nervoso che specialmente l'Angella, che è uno che si accende abbastanza in fretta quando si tratta di nervosismo, prima viene ammonito per proteste e direi anche giustamente per questa ostruzione, per questo fallo di ostruzione che subisce e che non gli viene fischiato, e poi dopo un minuto praticamente perde la testa, molto probabilmente a causa di quanto avvenuto un minuto prima, fa questa entrataccia su Tedesco senza senso che gli costa ovviamente il secondo giallo e l'espulsione.
Non basta l'arbitro Farina e l'Angella a mettere un po' di pepe nella situazione, che ci si mette anche Daniele Arrigoni, che sfrutta l'occasione per togliere Gianfranco Zola con il Cagliari in 10. Zola, che era il migliore in campo fino a quel momento, lo toglie per far entrare Rolando Bianchi. E si possono notare due cose in questa situazione, in questo cambio. Questo è l'episodio che vi dicevo prima della staffetta Zola-Bianchi. Prima cosa che si può notare sono la bordata di fischi che accompagnano l'uscita dal campo di Gianfranco Zola, e ovviamente i fischi non sono rivolti né a Zola né al giocatore che sta entrando, ovviamente sono riferiti alla scelta di Daniele Arrigoni. Oltre a questo si può notare quanto sia contrariato Zola nell'uscire dal campo, ed fa specie vedere Zola così contrariato, perché non è solito ad avere queste reazioni. È sempre stata una persona molto corretta, tra l'altro vincerà poi anche il pallone d'argento a fine stagione, onorificenza che viene riservata al giocatore più corretto della stagione, e quindi Rolando Bianchi entra in campo tra i fischi. Quello che succede è che Rolando Bianchi pensa che i fischi siano per lui e quindi la prende un po' sul personale. Quello che succede è che poi al 90° minuto un cross di Agostini finisce sulla testa di Bianchi, che con una torsione bellissima firma il pareggio. E il risultato di Bianchi sarà parecchio polemica nei confronti dei tifosi, che per come aveva interpretato lui la situazione sa di rivincita questo gol e questa esultanza. E personalmente un po' mi dispiace per Rolando Bianchi, perché si è trovato in mezzo ai giochini di Cellino e di Arrigoni per liquidare Zola, e questo dispiace per quello che poi ha dovuto passare, tra virgolette, Rolando Bianchi in quella situazione. Comunque, con la salvezza ormai in cassaforte, il Cagliari si concentra sulla doppia sfida di semifinale di Coppa Italia. E quindi dopo la Coppa UEFA del 94 e dopo la Coppa Italia del 2000, il Cagliari arriva di nuovo in una semifinale di una competizione, e chi deve trovare? Ovviamente l'Inter. E ovviamente il risultato non cambierà, perché all'andata, alla partita di andata, finirà 1-1 la partita. Primo tempo sarà bloccato totalmente, con Adriano e Martins che ci provano per l'Inter e rispondono Esposito e L'Angella per il Cagliari. Al secondo tempo, al 5° minuto, Carini decide di farci un bel regalo, e quindi praticamente andare a prendere la palla al limite dell'area con le mani. Peccato che il guardalinee segnali che Carini, la mano di Carini quando ha preso il pallone era fuori dall'area, quindi ammonizione per Carini. Sulla palla si presenta Gianfranco Zola, Carini mette la barriera e poi se ne sta tra la barriera e la porta a guardare chissà che cosa. Un piazzamento decisamente sbagliato, soprattutto se sulla palla c'è un specialista come Gianfranco Zola, che infatti non si lascia pregare. Una parabola bellissima sopra la barriera che si insacca nel 7. Il Cagliari passa così in vantaggio, ma è un vantaggio che dura solo un minuto, perché la bestia nera di quel campionato che ha i colori nero-azzurri addosso è Martins, e infatti in una situazione diciamo concitata in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Martins ci mette la punta e segna il pareggio. La partita finirà così, rinviando quindi il verdetto della sfida a una settimana dopo a San Siro. Nel frattempo il Cagliari blocca l'Udinese della tridente di Michele, Di Natale e Iaquinta in piena lotta per i preliminari di Champions League sull'1-1, e poi San Siro. Non c'è storia, 3-1 per l'Inter ovviamente, doppio vantaggio di Cristian Vieri, cerca un po' di riaccendere le speranze, un gol di Lopez sulla punizione calciata da Zola. Poi però al 90° il solito Martins riesce a firmare il 3-1 che vale l'accesso alla finale per l'Inter. C'è ancora tempo però per vedere l'ultimo valzer di Gianfranco Zola, che all'ultima giornata di campionato a Torino, sul campo della Juventus, campione d'Italia, ci ospita per la festa al delle Alpi. Il risultato finale sarà di 4-2, che Zola, che entrerà nella ripresa e firmerà una doppietta con il secondo gol che sarà veramente di pregevole fattura. Come abbiamo già detto, Zola poi in occasione di quella partita verrà premiato col pallone d'argento, che è l'onorificenza riservata a giocatore più corretto della stagione, e così si conclude la stagione del Cagliari 2004-2005, insieme alla carriera di Gianfranco Zola, che adesso noi a posteri sappiamo che finirà lì. Cellino sta già facendo i conti con Arrigoni, che ha fretta di che cosa? Ve lo dico nella prossima puntata.
e anche con la scaramanzia, perché Cellino si avvia al suo 13° anno di presidenza in rossoblù, e per un presidente, per una persona così scaramantica, il 13° anno non è sicuramente cosa di buon auspicio. Però per il momento ci fermiamo qui, queste cose ve le racconterò nel prossimo episodio. Io vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace, a condividerlo con un tifoso del Cagliari, se vi è piaciuto il video ovviamente. Se non vi è piaciuto fate quello che ritenete più opportuno, commentate con i vostri ricordi di quella stagione qui sotto nei commenti. Io vi saluto, ci vediamo martedì con il punto sul mercato. Farò punto sul mercato on the road perché non sarò a casa, e anche con il commento della partita lunedì, con il commento e l'analisi della partita Cagliari-Como. Quindi io vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!